E dopo il Covid, il caro energia sta mettendo in ginocchio l'economia italiana e quindi anche l'economia del nostro territorio. Noi siamo venuti qui in uno dei distretti produttivi più importanti del Veneto, quello della ceramica, per vedere da vicino la situazione, perché dai numeri non si scappa. Queste qua sono le ultime bollette che abbiamo ricevuto e questi sono i costi che dobbiamo sostenere e pagare, insomma, perché se non ci paga il metano ce lo chiudono. Sicché possiamo andare avanti ancora per un po', ma se non riceviamo degli aiuti importanti dobbiamo arrenderci. E quella della resa potrebbe essere l'ultima, anzi l'unica mossa possibile per fronteggiare questo aumento spaventoso dei costi. Da circa 9.000 a quasi 27.000 euro, triplicate le bollette per il signor Mariano Venzo, che da 43 anni è a capo della sua azienda di ceramica nel Bassanese. 2 stabilimenti, 5 forni accesi 24 ore su 24, ma soprattutto un consumo di 215.000 metri cubi all'anno di gas metano. Che noi continuiamo ad andare avanti perché abbiamo degli impegni di lavoro molto importanti. La nostra produzione è fatta praticamente di 100% all'estero, 100%. Abbiamo preso degli impegni, non vogliamo mantenerli, ma con questi costi siamo veramente preoccupati perché non vediamo la luce in fondo al tunnel, insomma. Ma soprattutto voi avete bisogno oggi di un aiuto, non tra anni, è oggi il momento in cui avete bisogno di un aiuto concreto? No, oggi, ieri. Una situazione estremamente delicata che ad oggi non ha soluzioni. Era più facile mettere la gente in cassa integrazione, ma questo cosa sarebbe costato tanto alla collettività? Molto di più. La cassa integrazione 40, 35, 36 dipendenti costava molto di più. E in più abbiamo questi impegni con i nostri clienti che vanno dalla Corea, il Vietnam, all'Uruguay, l'America, il Giappone, che non possiamo fermarci. Aiuti oggi e nell'immediato. E questa è l'unica speranza a cui si aggrappa il settore che con questa nuova crisi rischia di scomparire. E speriamo che chi di dovere, il governo, chi si deve occupare di questa cosa ci venga incontro, ecco, ma sono tutte le ceramiche così, sono tutte, non c'è alternativa se non che cuocere con il gas.